Un'occasione da non perdere, i sondaggi premiano il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Partito Democratico vuole sfruttare questa popolarità a livello locale nel nord-est con le elezioni del 25 maggio. Obiettivo: vincere le amministrative e portare 5 candidati veneti a Parlamento europeo. La squadra comprende la deputata vicentina Alessandra Moretti, l'ex ministro Flavio Zanonato, padovano, gli europarlamentari uscenti Andrea Zanoni, trevigiano, e Franco Frigo, padovano, e il giovane sindaco veronese di San Giovanni Lupatoto, Federico Vantini, amico personale di Renzi. La capolista, per la prima volta, perché la circoscrizione comprende anche Friuli, Trentino ed Emilia-Romagna, sarà proprio una veneta che ora vuol portare la regione in Europa. Io voglio portare il Veneto in Europa, e cioè l'intrapresa, meno burocrazia, il fatto di aiutare concretamente le imprese, il fatto di aiutare l'imprenditoria, quella cioè che si rimbocca le maniche e difende i posti del lavoro, e soprattutto fare una battaglia anche per i nostri prodotti, che rappresentano delle eccellenze. Amministrative ed europee, una sfida che impegna il Partito Democratico su più fronti, e nel 2015 sono in calendario le elezioni regionali. Logico pensare che già a maggio ci saranno segnali che il Partito Democratico vuole cogliere in vista della sfida per la poltrona di governatore. Intanto la squadra per le europee copre quasi tutte le province, da Verona a Vicenza, da Padova a Treviso. In Veneto il PD promette di risolvere le questioni più concrete sul tappeto. Vincere nei comuni vuol dire avere persone che lavorano nel territorio. Fra l'altro il sindaco è un elemento di straordinaria importanza anche nel tema delle riforme, è un perno della vita amministrativa dei nostri territori. Noi siamo pronti per vincere le amministrative, siamo pronti per fare un buonissimo risultato alle europee, con questo segno che ci contraddistingue. Siamo l'unico partito veramente popolare con un grande arrategamento del territorio e che oggi ha una grande capacità di rinnovare. Difficile parlare di Europa a un Veneto che in questo momento è percorso da venti di autonomia. Zanonato percepisce questi sentimenti quotidiani, Zanoni e Frigo difendono le opportunità di finanziamenti, si parla di 2 miliardi in 7 anni, a patto di presentare progetti credibili. Moretti rispetta le richieste di indipendentismo, se non vanno contro la legge. Io sono stata per 5 anni un amministratore locale, quindi conosco bene il mio territorio, cercherò di rappresentarlo al meglio e, ripeto, cercherò di rappresentare in Europa le istanze che giustamente i veneti vogliono portare avanti.